Mario, un'anteprima di questo presepe che si inaugurerà quando? Ecco, facciamo questa anteprima per TV. Benissimo, allora intanto lo apriamo il giorno 8 al passaggio dell'Immacolata come tutti gli anni, quindi lo inauguriamo. Poi dal 16 in poi fino al 24 ci saranno le novene con degustazione di ricotta, minestrone, li troverete ogni sera gratuitamente perché le cose ce le regalano e noi abbiamo il piacere di offrirle alla città, perché questo presepe non è il presepe del quartiere, è il presepe del centro storico, quindi della vecchia Girgente e quindi della città di Agrigento, quindi non appartiene a noi. Di conseguenza noi vi aspettiamo, tutta la città, a venire a gustare con noi le vecchie ricette della vecchia Girgente, del respirare l'aria di una volta, ma quello che noi desideriamo è che prepariamo queste cose e voi venite qua a gustarle assieme a noi e a passare delle belle serate assieme a noi. Un impegno che presume un certo lavoro, no? Sì, è un impegno che ogni anno ci fa lavorare, ci fa preparare tutto da 2 o 3 mesi prima e come tutti gli anni l'amministrazione ci dà sempre una mano d'aiuto. Quest'anno in special modo il sindaco Miccichè sta facendo un po' di più degli altri sindaci e per questo noi lo ringraziamo assieme al quartiere ma assieme alla città, perché non è nostro sto presepe. Questo presepe l'abbiamo fatto per la città, per venire a passare le loro vacanze natalizie qua nel nostro quartiere con un'accoglienza calorosa. Sindaco, queste parole le fanno piacere sicuramente. Certo, che mi fanno piacere, mi emozionano. Io devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno realizzato questa meravigliosa opera. È un presepe ma che rappresenta anche tantissimi palazzi della nostra città, è una Agrigento in miniatura, peraltro vedo che è molto curata e quindi può essere anche un punto di riferimento turistico, specialmente nelle festività natalizie. Lo metteremo in un circuito che stiamo organizzando proprio per i giorni di Natale e di Capodanno. Cerchiamo anche di valorizzare l'intera via e ci saranno anche le novene. E ripeto, i miei complimenti vanno a tutti coloro che con arte, perché qua c'è e anche le scuole che hanno contribuito alla realizzazione di quanto voi vedete alle mie spalle. Vabbè, sì, io invito pure i presidi, i direttori delle scuole elementari che ci contattino per venire qua. Il mio numero di cellulare è facile trovarlo, trovate anche su Facebook, nella mia pagina Facebook di Mario Gallo, quindi se mi contattate io sarò felice di aprirvi di giorno a farvi vedere le presepe per le scuole, poi se la sera i bambini vorranno venire con i loro genitori saremo qua ad aspettarli veramente con piacere.